Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Allora, nelle varie analisi della nazionale mi è venuto un po' in mente di parlare di Euro 80, degli europei del 1980, perché noi in Italia abbiamo avuto questa grande delusione, enorme delusione di Italia 90, che era un po' il campionato del mondo che avremmo dovuto vincere, forse anche più di quello dell'82, forse anche più di quello del 2006, perché era organizzato in casa, perché quella nazionale piaceva alla gente, era la nazionale di Vicini, che era stato il commissario tecnico dell'Under 21 e che si era portato i ragazzotti dell'Under 21 in nazionale. E insomma, in quell'estate del 90 tutti abbiamo, anzi tutti avete, perché io purtroppo non ero ancora interessato al pallone, tutta l'Italia ha spinto quella nazionale verso la vittoria che poi non c'è stata. Ma 10 anni prima, nell'80, è passato un pochino in secondo piano quel campionato europeo organizzato sempre dall'Italia ed è stato il primo campionato europeo a 8 squadre e l'ultimo, per fortuna, senza semifinali. Io vi dico sempre che non è vero che il calcio del passato era figo, non è che era tutto figo nel calcio del passato e fa tutto schifo nel calcio da adesso o viceversa. Ci sono delle cose che andavano meglio prima, che secondo me sono di più rispetto ad oggi, ma ci sono delle cose che sono state migliorate poi nel tempo, e quello degli europei è stato prima migliorato e poi peggiorato successivamente, perché francamente, come vi ho detto sempre, gli europei a 8 squadre erano abbastanza noiosi, duravano pochissimo. C'era anche una componente geopolitica del perché fossero a 8, sono arrivati a 16 nel 96 perché c'è stata la disgregazione dell'ex Jugoslavia, dell'ex Unione Sovietica. È normale che si sono formate più nazioni e quindi più nazionali fino agli anni 90, fino alla fine degli anni 80. 8 nazionali europee forse non era sbagliatissimo. L'ultima senza semifinali, perché queste 8 squadre venivano messe in 2 gironi da 4, le prime 2, quindi no, le prime 2, le prime dei 2 gironi si incontravano direttamente in finale, mentre le seconde andavano a fare la finale per il terzo posto, altro evento abbastanza inutile. L'Italia organizza gli europei, tra l'altro l'ufficialità viene data nel 1977 e l'Italia non partecipa alle qualificazioni da paese ospitante. C'è grande attesa e anche grandi speranze in Italia, perché l'Italia del 78 comunque era sembrata una nazionale fresca, era sembrata una nazionale che giocava bene, quindi poteva dire la sua agli europei. Viene inserita nel gruppo B, tra l'altro torna ad ospitare una grande manifestazione, è vero, dopo la fase finale degli europei del 68, però lì si giocava un po' in casa di chi si qualificava, è pure difficile un po' descrivere gli europei ante anni 80. L'Italia aveva organizzato poi i mondiali negli anni 30, vabbè, insomma, cosa del Mesozoico. L'Italia viene inserita nel gruppo B assieme a Belgio, Inghilterra e Spagna, esordisce il 12 giugno del 1980 facendo 0-0 con la Spagna, il 15 giugno vince 1-0 contro l'Inghilterra, gol di Tardelli a una decina di minuti dalla fine, e il 18 giugno deve vincere assolutamente contro il Belgio per scavalcarlo in testa alla classifica e guadagnarsi la finale. E invece Italia-Belgio finisce 0-0 e l'Italia se ne torna a casa mestamente, non riuscendo a raggiungere la finale. È chiaro che anche in quel caso parlare di delusione è diverso dalla delusione di Italia 90, dove vai fuori in semifinale dopo i calci di rigore. Lì c'era tutto un calcolo di risultati, di classifiche, non difficile da fare, però non c'era quell'emozione della semifinale. Eppure Italia-Belgio in realtà a conti fatti è stata veramente una semifinale, perché è vero che il Belgio aveva 2 risultati su 3 per qualificarsi, ma in fondo che chiunque delle due avesse vinto sarebbe andata in finale. Poi gli europei li ha vinti la Germania proprio nella finale contro il Belgio, mentre l'Italia si è accontentata della finale per il terzo posto, persa contro la Cecoslovacchia dopo una serie di calci di rigore infinita, partita finita 0-0. Tirano i calci di rigore, ne tirano 9 per parte, quindi tra un po' tiravano pure i portieri e si ricominciava.
tutti segnati tranne il povero Fulvio Collovati che sbaglierà il suo l'ultimo rigore dell'Italia e la Cecoslovacchia vincerà la finale per il terzo posto, arrivando appunto al terzo posto, quindi prima la Germania, secondo il Belgio e terza la Cecoslovacchia. E però poi 2 anni dopo l'Italia si è presa una bella rivincita vincendo i mondiali dell'82, però forse anche per questo si parla poco degli europei del 1980, un po' come quelli del 92 in cui l'Italia non c'era, e quindi sembra che quasi che non siano esistiti, che si sia passati dall'88 al 96, e invece ci sono stati sia quelli dell'80 che del 92. Questa è l'Italia a Euro 80, se c'è qualcuno un po' più grande di me che se lo ricorda me può parlare dei suoi ricordi. Io l'ho ricordato per sommi capi, e poi torneremo a parlare anche di europei e di mondiali nelle prossime settimane. Questo è lo Scrigno del Calcio, continuate a seguite anche i social, c'è tutto nella descrizione del canale, e torno domani. Ciao!